combattuto. Allora Morosini, torniamo all'indipendenza, no? Domani c'è questo voto. Direi di chiudere su questo versante. Sì, mi pare che sia il tema di attualità più importante per le ragioni che abbiamo detto. Non è una questione di mail che sono arrivate o meno, come diceva Marotta prima, anzi forse se ne sono arrivate poche e perché molta stampa e quasi tutte le televisioni, tranne questa, non lo dico per piaggeria perché ne sono ospite, ma perché è così, non parla dell'argomento, o ne parla in modo ironico, o in modo superficiale, o in modo incompetente. Questo è anche un aspetto che non tollero, perché non si deve parlare di una materia senza conoscerla. Questa è una esigenza fondamentale, elementare. Quindi conoscete l'argomento innanzitutto, conoscere prima di criticare, poi se non siete d'accordo io accetto tutto, sono di una visione democratica delle cose, che non ho paura della democrazia, delle opinioni degli altri, però ripeto, qui non si tratta domani in Consiglio regionale di dire sì o no all'indipendenza, si tratta di decidere se dare o non dare democraticamente l'opportunità ai veneti di esprimersi, di decidere. Il Veneto decida. Le questioni relativamente alle spese del referendum e al parere dei giuristi sono questioni risolvibilissime. Quelle delle spese abbiamo lo strumento che consente di evitare una responsabilità dei consiglieri che hanno più timore degli altri per un'eventuale azione nei loro confronti. Quella della legittimità, come abbiamo esplorato nella parte iniziale di questa bella serata, è una questione semplicissima. Se si guarda non solo come qua fa qualcuno in modo evidentemente interessato e anche poco corretto, perché bisogna essere così coerenti con la questione nella sua completezza, cioè voglio dire non è solo un problema di diritto costituzionale interno, ma è un diritto che riguarda sia la Costituzione italiana sia il diritto internazionale, ovvero la Carta dell'ONU. Parliamo di diritto internazionale. L'Italia vuol negare che esista il diritto internazionale? I consiglieri vogliono prendersi questa responsabilità? Lo facciano, ma portano l'Italia fuori dal consesso dei paesi civili. Se invece riconosciamo la realtà nella sua interezza, nella legittimità del quadro generale e rispondiamo alla domanda, rispondetevi a questa domanda, cari consiglieri, chiedetevi, è vietato dal diritto interno e internazionale tenere il referendum? Se la risposta è no, come dice un grande principio di diritto, tutto quello che nel mondo del diritto non è vietato è consentito. Le questioni di diritto interno positivo che sembrano di ostacoli sono superabili. Se non c'è una risposta scritta, una legge che lo precisa come superarli, c'è la sovranità popolare. O la rinnegate o la valorizzate. Domani potete valorizzarla. Fate votare i veneti.